Se di giorno non ti penso, so che poi ritornerai, come ogni notte a tormentare la mia mente e i sogni miei. Se di giorno splende il sole, so che poi ritornerai, come ogni notte a naufragare nei ricordi annegherò. Sei già qui, ti vedo bella più che mai, ed invano io cerco di afferrarti, ma la notte, la tua immagine è come il vento, sei di più, sei tu. La notte, io ti cerco, ti trovo e ti perdo, finché il giorno verrà, ma la notte, i tuoi occhi mi guardano dentro, sei di più, sei tu. La notte, io ti voglio, ti chiamo e ti sento, quando all'alba ritorni da lui. La notte, la notte, la notte. Se di giorno c'è il lavoro, so che poi ritornerai, come ogni notte insieme a loro, con i fantasmi miei. Ma stanotte dormo fuori, dove no, non lo saprai. Poi nel silenzio della sera sento chiari i passi tuoi. Sei già qui, che cosa ancora vuoi da me? Niente. Ed invano io cerco di scacciarti, ma la notte, la tua immagine è come il vento, sei di più, sei tu. La notte, io ti cerco, ti trovo e ti perdo, finché il giorno verrà, ma la notte, i tuoi occhi mi guardano dentro, sei di più, sei tu. La notte, io ti chiamo, ti voglio e ti sento, quando all'alba ritorni da lui. Sono già in ritardo, posso andare? La notte non si fa, la notte, la notte, la notte, la tua immagine è come il vento, sei di più, sei tu. La notte, io ti cerco, ti trovo e ti perdo, finché il giorno verrà, ma la notte, i tuoi occhi mi guardano dentro, sei di più, sei tu. La notte, io ti voglio, ti chiedo e ti sento, quando all'alba ritorni da lui. La notte, sì, la notte, la notte. Oh, oh, oh. Buonasera a tutti e benvenuti in Casa Piretti, buona settimana Juanita, Ciao, Alessia buonasera. Chelucci. Ti guardo, ti voglio, ti sento, ti guardo o ti voglio? Il Mi hai problema fatto un casino. è che all'alba tu ritorni da lui. Sempre. Ma come hai sempre? fatto a saperlo? Non si fa! 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, per le vostre fotografie, per le vostre richieste. Certo. Dunque, io Sì. devo dirti una cosa, Juanita. Sentiamo. Ho fatto un sogno questa Oh, notte. mamma mia. Ho fatto un sogno dove nessun maschio, nessun uomo mai, Sì. e dico mai, debba fare del male a una donna. Ma non deve essere solo un mio sogno questo, ragazzi. Non è più possibile sentire certe cose, non se ne può più, dico basta, basta. E ti chiedo scusa, io che sono un uomo, a te.
E tu devi portare questa scusa in giro per il mondo, perché forse pochissimi uomini hanno il coraggio di chiedere scusa. A volte siamo la categoria più brutta di questo pianeta. Sì, ti do ragione, e sono anni che andiamo avanti con questa cosa, purtroppo non migliora. E tutto il problema questo, è che non migliora. No, e tutto questo per introdurre il prossimo brano, perché anche quando un uomo può avere un rifiuto, deve avere il coraggio di dire va bene, la nostra storia è finita, ma un piccolo posto nel tuo cuore, tienilo per me, non farò mai del male, non farò rumore, ma questo posto tienilo per me. La canzone è proprio Se c'è un posto nel tuo cuore. Riposa gli occhi e non pensare, c'è la notte che ti aiuta e dormi e lasciami giocare a quando non sarai più qui, a quando un giorno un nuovo amore ti riscalderà di più. E dormi stretta alla tua pelle, non si sa, e sogna che il tuo compleanno tornerà tra appena un anno e avrai volato e navigato e io chissà dove sarò, ma se c'è un posto nel tuo cuore non farò rumore, tienilo per me. Al vento che cambia, a un cielo bambino, ai fuochi di festa, a me che resto qui vicino, ai nostri pensieri, ai sogni di ieri, a tutti gli amori che incontrerai. Perché ci va rispetto, sempre, sempre. Lo so. C'è ancora tutto da inventare, sulle rive del tuo mare avrai bufere, vento e sole, ed ancora, ancora amore, e cambieranno le parole sulla musica che sai, ma se c'è un posto nel tuo cuore non farò rumore, tienilo per me. Al vento che cambia e cambia la vita, a quando mi prendi e tocco il cielo con le dita, e intanto che dormi arriva domani e ancora ti svegli qui nelle mie mani. Se c'è un posto nel tuo cuore, non farò rumore, tienilo per me. Questa è poesia pura, questo è rispetto, questo è un testo che noi maschietti dovremmo tatuarcelo da qualche parte sul braccio. Tutto, dalla schiena fino giù. No, sul braccio, perché ogni tanto bisogna riuscire a leggerlo. Vabbè, sì.
348 80 40 254, auguriamo buon lavoro Enrico in regia che ci sta curando la parte tecnica in Corso Reggio Parco. Grazie. E adesso sì, ci sono già 12 messaggi, ma vedrai Enrico che questa sera i miei amici a casa non possono deludermi, non possono deluderci, quindi riempite Enrico di lavoro, ve lo consiglio. 348 80 40 254. Allora sono le 20:19, è giusto il tempo di lanciare la pubblicità. Torniamo subito, 4 minuti qui per voi. Non andare via, però non è che puoi andare via adesso così. Sì, che sono già un po' in ritardo. Sempre da andare sempre. da quello là. Vabbè, pubblicità, mi raccomando, 348 80 40 254 e nel terzo tempo andremo a leggere tutti i vostri messaggi, ma adesso ci fermiamo per bere un pochettino. Pubblicità. Di acqua, io grappa lui. Grappa. Bruno, se sei d'accordo dovrei andare a cantare una richiesta che hanno proposto loro in un messaggio circa una settimana fa. Sei mai stato a San Siro? È un brano bellissimo di Vecchioni che insomma Luci a San Siro, va bene? Dedicato a una ragazza con cui è stato 6 o 7 anni, eccetera eccetera eccetera. Ma adesso andiamola a cantare. Luci a San Siro per voi. Hanno ragione, ma han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non hai capito già. E che gli dico, guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Luce a San Siro, il gatto che suona bellissimo, di quella sera. Che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi, se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo a volte, ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire qui. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, e più ne scrivi più sei bravo e fai da te. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa? Tienile chiuse, nessuno
luci a San Siro non ne accenderanno più. Il maestro Roberto Vecchioni. Juanita, vieni qua un attimo perché è successo un pasticcio a metà canzone, è arrivato Bruno il gattino ed è salito sul pianoforte. Nonostante che abbia già preso ben 3 lezioni, mi ha sbagliato l'accordo. Peccato che avevo il pianoforte col sipario chiuso, altrimenti era bellissimo, amici a casa, da vedere. Ho visto la scena. È stata bella, Sì, peccato bellissimo. che era coperto. Enrichetto, è andata così. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Resta qua perché tra un po' andremo a leggere tanti dei loro messaggi, Sì. ma adesso a proposito di grandi brani, anzi di grandissimi brani, arriva uno di quelli che a me piace tantissimo perché è la storia di quando fa così una donna, bisogna stare a sentire. Dica. No, tocca a te, giusto? Tocca a me, dove vai però? Resta qua. Perché? Cola il naso. Detto, ma potevi andare via senza dirlo, vabbè. No, ma almeno lo sanno. se Vabbè, ne- adesso lo sanno. Buon appetito, signora Maria. Perché vado via. Vada. Grazie, torno subito. Torni subito. D'altra parte siamo un po' raffreddati in questo periodo, un po' tutti, quindi è meglio così. Tutto a posto? Tutto bene? Stai bene? Sì? Ok. Perfetto. È la storia di un portiere di un albergo che ogni sera vede una donna arrivare in questo albergo. Questa donna fa il mestiere più antico del mondo, così dicono, e lui però si innamora di questa donna e sogna magari un giorno di convincerla a smettere di fare ciò che fa e di portarla via insieme a lui, il portiere di notte. Vanno via e non tornano più, non danne neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena. E lei che viene spesso a notte fonda, è così bella, è quasi sempre bionda. E lei che cambia sempre cavaliere e mi parla soltanto quando chiede da bere. Ma la porterò via e lei mi seguirà. Prenoterò le camere di tutte le città, la porterò lontano per non lasciarla più, la porterò nel vento e se possibile più su, e quando ci sorprenderà l'inverno non sarò più il portiere in questo albergo. Via, 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 via! Sapeste che male quando la vedo entrare, non la posso guardare senza immaginare, ma è lei che non immagina per niente cosa darei per esserle presente, ma è lei, non vede allora parlo piano con
grande scrittore, un grande cantante, un grande interprete. Enrico Ruggeri ha scritto delle pagine bellissime della musica italiana, dei testi stupendi, e questo ne è la prova. Questo che ho appena cantato ne è proprio la grande prova di questo stupendo scrittore che si chiama Enrico Ruggeri. Questo è un brano che veramente non ha parole. Devo dire, è uno dei brani più belli secondo me, Sì. per quel che mi riguarda, che ha scritto Ruggeri. Entra proprio nell'anima. Sì, poi ti se tu racconta chiudi gli tutto occhi e immagini le scene, Sì. che lui è dietro il bancone e la vede entrare, uscire, un cliente dopo un cliente, entrare, uscire, e lui ogni volta che entra è come tu quando vedi la persona che ami, comunque hai un mezzo fiato in meno, no? Sì. Resti così. Molto bello. Puoi immaginare che lei sale sopra in queste stanze e fa l'amore per lavoro e lui è lì sotto che vorrebbe farle cambiare totalmente tutto, ma non può far niente se non offrire da bere. Ragazzi, questa, ce la farà questa è cambiare. poesia, questa è poesia vera. Pubblicità, entriamo in onda con un altro brano, poi tutti i vostri messaggi, ancora tanta bella musica, la più bella musica italiana solo qui in Casa Peiretti. Pubblicità. Bentornati in Casa Peiretti. Anche questo brano lo dedichiamo a tutte le donne che non hanno il coraggio di denunciare. Un bellissimo brano di Mia Martini che porta il titolo di Donna. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, quelli godono come muri. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna cosa succederà quando a casa non tornerà? Donna fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna fatti legare al palo e le tue mani ti fanno male. Donna che non sente il dolore quando il freddo gli arriva al cuore, quello oramai non ha più tempo, se n'è andato soffiando il vento. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori. Donna cosa succederà quando a casa non tornerà? E adesso andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti, i loro messaggi arrivati fin qui. Vai Enrico, in regia! Buon inizio settimana, carissimo Enrico, Alfonsino e Germano, sono sempre al tuo fianco e vi sento con tutto il vostro affetto, il vostro calore. Grazie Alfonsina, grazie Germano! Ciao! Con la nostra super Celentoma salutiamo Celentino e voi cari Enrico e Alessia, un abbraccio grandissimo da Moni e Lino, la Celentoma. La Celentoma. Ciao Moni e Ciao. Lino, tutti Ciao. sabato sera, tutti sabato mattina, grande mercato, eccetera. Vai. Casa Peiretti è un arcobaleno di note che formano canzoni bellissime. Dani da Alessandria. Ciao Dani, grazie, un caro abbraccio da Grazie noi. Dani, grazie. E poi ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci. Bruttissimo momento. Anzi, condoglianze
Alla famiglia. Alla famiglia. Complimenti ad entrambi, una preghiera per Giulia, ora basta, lo dice il nostro Ciro. Lo so. Sì. Cuori spezzati, ma lividi ingiustificati, cioè tutto che non va. Buona serata a tutti i perettini, mia moglie Graziella ed io vi guardiamo sempre con tanta simpatia. Un abbraccio alla mia stupenda cuginetta, da noi buona serata a tutti. Charlie! Ciao Charlie, un abbraccio a te, Graziella, grazie mille. Ciao Charlie! È sempre un piacere ritrovarci al lunedì sera. Viva Casa Pere di Giovanni d'Alessandria. Ciao Giovanni. Grazie Alessandria, grazie Giovanni. Un saluto a mamma Giuse, papà Micchi e Nala. Ci vediamo domani. Ciao Casaperetti, Irene. Ciao Irene, grazie. Irene sarà qui domani sera? Domani sera? Domani è martedì. Domani è sì? martedì. Ok, ci siamo. Oh, ok, perfetto. L'amore non lascia lividi. L'amore non è un'offesa. L'amore non ti minaccia. L'amore cura il male, ma non ne fa. L'amore non alza le mani, ma ti prende per mano. L'amore non è violenza. Frase mia, ma molto giusta, Gisella. Giusta Sì. Gisella. Brava Gisella. Sottolineiamo tutto ciò che è scritto questa sera. Ciao, potete dire alla piccola Cecilia che deve mangiare a tavola invece di giocare. Buona serata. Cecilia! Allora. Si mangia! 20:51 si mangia! Certo. Michel! Salutiamo Fabio De Luigi che ci, Ciao, Cecilia. che ci guarda tutte le sere. Michel! Oh, che graziosa ragazza. Anche molto ben vestita, sarà un È un costume costume tipico, non lo sappiamo, ma adesso sì. magari lo andremo a scoprire. Siete magnifici, le vostre canzoni riempiono di gioia le case. Ciao Enrico Alessia, sei sempre bella e brava. Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie Maurizio, sei sempre gentilissimo, grazie davvero. Maurizietto nostro, un abbraccio a Giulia, l'ennesimo femminicidio, aveva solo 22 anni, ce lo dice Daniele da Torino, sì. Sì. Purtroppo noi non possiamo farci nulla. Siamo indifesi davanti a cotanta schifezza. Oh. Mi siete proprio piaciuti, bravi ragazzi, un abbraccio da vecchio Chelu. Ciao Papino. Oramai lo papino, sanno che vecchio Chelu e il papino. Il papino. Ciao, un abbraccio grande, ciao. Ecco un altro bel inizio settimana con voi. Alessia, sei il top. Lilli, un abbraccio cara Lilli. Spero di vederti prima o poi di persona. Ciao Lilli. Un abbraccio. Bravissimi, potete fare la canzone Fiore di Maggio, lo chiedono Silvia e Luna, va bene? La Sì. mettiamo in programma per le prossime puntate Fiore di Maggio, con tanto di dedica a Silvia e Luna, grazie. E poi abbiamo ogni giorno portate un po' di armonia nelle case, non manchiamo mai, io e la dolce Luna, insieme a vedere Casa Peretti. Saluto tutti gli anziani e gli alpini. Affettuosissimo al programma Beppe da San Damiano d'Asti. Grazie. Grazie. Anche quando le puntate le indirizziamo, no? Questa puntata non è stata una puntata allegra, però è stata indirizzata con dei temi ben precisi, e anche così dovremmo riuscire a sconvolgervi un po' l'anima, no? A emozionare un po'. Beh sì. Vediamo cosa dice. Ermal Meta, vietato morire, se puoi farla grazie in futuro, ok, ma in presente mi serve la firma del messaggio, perché se non li firmano Vedrai che arriva la a chi la dedico? Cioè, la vostra compagnia inizia un'altra bella settimana di musica. Ciao da Mauro, Roberto, Daniele e come sempre Iside. Ciao Iside. Ciao, e Ciro? ciao. Sì, salutiamo anche Ciro allora. Grande Enrico, condivido le tue parole sulla donna. Basti pensare che una donna ci ha dato la vita. Rispettiamo tutte le donne. Ciao Valerio di Almese. Grazie Valerio. Salutiamo anche tutta il mese. Ciao Enrico, ciao Alessia, grazie per la bella musica. Ma stasera da padre un pensiero va alla povera Giulia. Sì. Buona serata Ferruccio da Novara. Era la figlia di tutti noi, mio caro Ferruccio. Era la migliore amica di tutti noi, era Giulia. Fantastici come sempre, la musica è come il mare, ti porta dove vuole. Stasera è un ponte tra noi e chi non c'è più. Lo dice Laila. Grazie Laila. Ciao cara Laila. Vedi che anche quando noi indirizziamo la puntata, no? Anche i messaggi arrivano più intimi. Ciao amici di Casa Peretti, ciao Alessia, Enrico, tu non sai quanto ne senta dire. Io sono una persona molto pacifica e che odia la violenza. Noi maschietti dovremmo mettere le mani in tasca e ragionare prima che sia tardi, lo dice Enrico. Giusto Enrico, bravo. E salutiamo tutte con legno. Enrico è sempre molto saggio in tutto ciò che scrive. Condivido Ciao, pienamente. voci bellissime, dedica a Fabio, ti lascerò di Leali, baci, Rosi di Torino, va bene, la mettiamo in programma. Baci, in baci. questa settimana. Ciao Rosi, ciao Fabio, ciao Enrico, ciao Alessia, bello inizio. La donna non si picchia neanche con un fiore. Un abbraccio a tutte le donne, lo dice Amedeo Ciao Agrillo. Amedeo, ciao. Ciao Amedeo. E poi vai.
Ciao, sono Bruno, volevo dedicare a Paola, Paola. grazie Roma di Antonello Venditti, grazie mille. Va bene, beh, un sì. altro brano che mettiamo in programma. È un po' che non la facciamo, quindi ben volentieri in settimana arriverà. Ricordo che Casa Peretti va in onda tutte le sere dalle 20 alle 21 in diretta, ma proprio in sì. diretta, più diretta di così, sono le 20:55. Ciao grandi amici miei, stasera vi vedo molto in forma e nella speranza che mi facciate la mia canzone che mi piace tantissimo di Enrico Ruggeri, La canzone della verità. Scusatemi amici per la pretesa, non è una pretesa, è una richiesta che noi facciamo molto volentieri, tant'è che sabato e domenica mi sono messo lì ad ascoltarla, quindi ci va ancora un pochettino, anche perché non trovo la base, la dovrò fare pianoforte e voce, non credo neanche esista la base, quindi un forte saluto a Miki, forza Lucia San Siro, mi fa sempre emozionare. E che dire su Come saprei, cantata da Alessia, ha un modo tutto suo, gentile e spirituale, e sai cosa intendo. Un abbraccio ad entrambi, grazie. Total Black, Ciao grazie. tesoro mio, grazie. Ciao, un abbraccio grazie. grande. Grazie Tino, molto eleganti Beh. e bravi. Saluti a Enzo, a Enrica e anche a Lilli e Luisa da Romy e Roby. Ciao Romy, ciao Roby. Ciao a tutti, Enzo, Enrica, Lilli, Luisa, grazie col cuoricino, grazie a te per Grazie questo a te. messaggio. Belle canzoni come tutte le sere, bravi complimenti per la scelta delle canzoni. Mi raccomando, firmate. Comunque grazie, siete bravissimi, da Simone da Pinerolo. Messaggi. Ciao Simone, ciao. E che c'è ancora un po' qua Di tenore, Esatto. sì, immagino. Buona settimana a tutti, ciao da Sandra. Ciao Sandra. Salutiamo il nostro amico Miki. Ciao Michele. Ciao ragazzi, buona serata. Anna Rita e Vincenzo da Chialamberto. Ciao. Come si chiamano gli abitanti di Chialamberto? Chialambertesi. O Chialambini? Non so. Chialambertesi. Secondo me sì. Bellissima interpretazione e bellissimo il vostro look. Coordinato Laila Chicco. Siamo molto scuri stasera. Siamo scuri stasera. Grazie Siamo- Laila, siamo grazie neri. Chicco. Che Buona non c'è. serata a voi, per ringraziarvi nell'ora di musica e canto con il magico Enrico e la voce bellissima di Alessio, Osvaldo da Veneriale. L'uomo che non ama la musica non ama la vita. Giusto? Wow, Giustissimo. vero. E chiudiamo così, dai, abbiamo ancora proprio giusto il tempo. Quanto? No, abbiamo 1:15, No, quindi allora- non la bruciamo, la facciamo la prossima Peccato, settimana. sì. La canzone era Lemon Tree dei Fool Garden, ma voglio ricordarvi una cosa importante, anzi importantissimissimissima, che venerdì non andremo in onda perché no. siamo alla Fiera del Porro di Cervere. Ci sarà un grande evento venerdì sera, vi spiegherò meglio in settimana, ma noi saremo lì presenti e ci sarà anche Miss Italia. Quindi Sì, bellissimo, wow. bellissimo. Già cercheremo- pronto per intervistarla, Beh, no? ma Vorrei scherzi? Ho vedere. iniziato ieri a fare le lampade. Esatto. Ragazzi, voglio salutare e ringraziare Enrico Regia, Alessia Chelucci, sempre Giuliano Falco. Un ringraziamento immenso a tutti voi. Se volete rivedere questa puntata alle 21:30, fra mezz'ora esatta sul canale 83, basta andare un po' più avanti, altrimenti alle 4:15 di questa notte su Rete 7 in alta definizione. Da domani cercateci su YouTube oppure sull'HB TV di Rete 7, basta fare la freccia in su e digitare ok per entrare nell'on demand di Rete 7. A tutti quanti una buona serata, continuate con i programmi di Rete 7, bravissimo il nostro Enrico in regia. Questo che vedete davanti a voi è proprio l'HBB TV, quindi avete tutto il palinsesto, dalla messa Buongiorno Dottore, Avvocato, i film, i telefilm e soprattutto tutte le puntate di Casa Peretti. Ciao a tutti, è stata una serata particolare. Bellissima, No, ma più o meno, no, bellissima più o meno. particolare di Particolare. Casa Peretti. Grazie, ciao. A Ciao domani. Enrico Peiretti. Ce l'ho fatta a dire il suo nome, ha parlato un sacco. Ciao, a domani.